Bentrovati a Restart, diamo il benvenuto a Gabriele Cristofori, presidente della cooperativa Ortolani Cofri di Imola. Parliamo ovviamente di agricoltura, a cominciare anche dal clima che stiamo vivendo, un clima la chiamano ottobrata. A me sembra di vivere un giugno, una replica del mese di giugno, è vero Sì, Cristofori? sì. Sì, il clima, devo dire, particolarmente favorevole e gradevole, sta chiaramente dando un ristoro a tutti noi e fortunatamente anche una sorta di risparmio per l'elettricità che consumiamo in casa o per il riscaldamento. Il problema è che per l'agricoltura tutte le anomalie poi hanno dei risvolti negativi e questa chiaramente ha dei risvolti particolarmente negativi per la temperatura e soprattutto per la siccità. Adesso non c'è bisogno tanto di irrigare, comunque è un problema lo stesso. È un problema, non siamo chiaramente nel pieno della campagna irrigua perché quella è passata in estate. Nonostante questo, il nostro territorio ha visto negli ultimi anni alternarsi delle colture da seme che nella fase autunnale vengono appunto seminate in questo periodo e hanno comunque necessità di acqua per nascere. Per cui vediamo ancora qualche esempio di irrigazione nelle campagne perché purtroppo c'è necessità di far nascere le piante e non piovendo. Ecco, in queste colture da seme, come mi sottolineava lei, che lo stesso sono attaccate dai parassiti, ecco, questa temperatura può favorire muffe, parassiti che normalmente invece non si presentano con temperature adeguate al periodo. Queste temperature come favoriscono l'insistenza delle zanzare e delle mosche che purtroppo ci infastidiscono durante il giorno, favoriscono purtroppo anche la resistenza dei parassiti che possono danneggiare le piante, per cui chiaramente anche da questo punto di vista il fatto che ci siano temperature alte danno chiaramente un clima ideale per lo sviluppo anche di parassiti che per noi sono pericolosi. Parliamo invece adesso di prezzi. Sui giornali in questi giorni si è letto di come i prezzi al consumo dell'ortofrutta siano triplicati rispetto a prima dell'estate. Ecco, voi come Cofri, che avete aperto anche un piccolo punto vendita, riuscite invece a mantenere calmierato il prezzo? Sì, nella bottega di Ortolani Cofri uno dei nostri obiettivi è proprio quello, cioè fornire frutta sana, buona e del territorio a un prezzo sostenibile. Possiamo farlo perché la stragrande maggioranza della frutta e della verdura che proponiamo nel negozio viene dalle nostre campagne, per cui essendo prodotto a chilometro zero, chiedo scusa, essendo prodotto a chilometro zero non subisce trasporti, non subisce lavorazioni, quindi non ha costi di imballaggio, non ha costi di trasporto, non ha chiaramente dei passaggi che poi chiaramente vanno ad aumentare quello che può essere il prezzo finale, per cui noi riusciamo a proporre la stragrande maggioranza dei prodotti, quindi quelli che vengono dalle nostre campagne, perché noi dobbiamo fare anche un po' di completamento, per cui noi in bottega proponiamo anche le banane come completamento, ma chiaramente non sono del nostro territorio. Certo. Però sì, su tutto il resto riusciamo a dare un forte elemento di calmierazione che è particolarmente gradito ai nostri clienti, specialmente se abbinato poi a un concetto di qualità. Sono nel nostro territorio, mi viene da fare la battuta per adesso, perché se la temperatura comincia così arriveremo a coltivare anche i datteri. Però, quindi, diciamo, lei mi conferma che però i prezzi alla fonte non sono cambiati, cioè diciamo, gli agricoltori hanno poco di più rispetto a Sì, prima. devo dire che nelle ultime due annate, parlo del 2020 e 2021, c'è stata una produzione scarsissima per quello che riguarda pesche, nettarine e susine per il 2020 e soprattutto per il 2021 con delle gelate che hanno chiaramente danneggiato le produzioni e lì abbiamo riscontrato anche in produzione un aumento di prezzi non tale da compensare la perdita di quantità, però sicuramente c'è stato un aumento di prezzi, cosa che invece non si è verificata nell'anno 2022, se non un po' nella prima parte della stagione estiva,
dove le drupacee hanno comunque avuto un buon mercato, soprattutto a causa del prodotto mancante. Le drupacee, spieghiamo cosa sono. Drupacee sono tutte quelle che sono chiamate drupe dal frutto, pesche, nettarine, ciliegie, albicocche, susine. Quelle che hanno il nocciolo dentro. Esatto. Ecco. Per cui nella prima parte dell'anno hanno goduto di un effetto di mercato positivo, visto che il prodotto era scarso perché mancava molto prodotto in Spagna. Poi invece purtroppo hanno avuto un effetto negativo quando il mercato si è stabilizzato, perché c'è stato meno consumo dovuto soprattutto a questo fortissimo aumento di prezzi alla distribuzione, cosa non sempre giustificata, perché chiaramente c'è un po' di speculazione. ci sono un po' di tanti fattori che hanno concorso. Sicuramente un po' di speculazione, un aumento anche enorme di costi della filiera, perché per quanto riguarda imballaggi, trasporti, per quei costi di distribuzione, refrigerazione, per quello che riguarda la conservazione del prodotto, sono stati aumenti inimmaginabili e fortissimi. Per cui chiaramente anche la distribuzione si è dovuta trovare a fare i conti con questa situazione e ha dovuto chiaramente applicare degli aumenti alla vendita finale, che però non hanno compensato il prodotto in produzione. Ecco, qui stiamo invece vedendo adesso delle immagini relative a un nuovo impianto che è stato installato presso Ortolani Cofri nella sede di Imola, dove ha sede anche il negozio di cui parlavamo prima. Vogliamo spiegare in due parole che cos'è Cofri e quanti soci ha, perché i prodotti che ci sono vengono conferiti dai soci. Ortolani Cofri nasce nel 1893, prima come Ortolani, per cui il nucleo di base della cooperativa ha una storia lunghissima, una grande tradizione, un grande prestigio. Poi si fonde con Cofri nel 1997, andando a costituire Ortolani Cofri, appunto, che come gruppo ha circa 180 soci, per un quantitativo complessivo di produzione che supera abbondantemente i 100.000 quintali, che è trasversale un po' su tutte le produzioni, per cui noi andiamo dalle ciliegie, pesche, albicocche, nettarine, pere, mele, kiwi, marroni, abbiamo il marrone IGP di Castel del Rio, per cui abbiamo tutta una gamma di prodotti del nostro territorio che comunque ci creano l'impegno di dover gestire una gamma molto vasta e anche l'impegno di dover gestire al meglio nei confronti dei produttori, che hanno chiaramente la necessità di valorizzare al massimo il loro prodotto. Per cui noi ritiriamo il prodotto, quindi tutto prodotto ritirato in conferimento, lo gestiamo quindi nelle nostre celle frigorifere, lo lavoriamo in accordo con i nostri uffici commerciali. Noi siamo aderenti ad Apoconerco come OP, gli uffici commerciali sono quelli di Natura Italia che lavorano per noi, e attraverso questi uffici commerciali appunto distribuiamo il prodotto in tutta Italia e all'estero, per cui siamo comunque inseriti in un contesto di dimensioni molto molto importanti. Diciamo, questa analisi, questo approfondimento sul territorio mi dà l'assist per farle una domanda in chiusura di trasmissione, perché l'assessore all'agricoltura di Imola, Pierangelo Raffini, ha recentemente manifestato l'intenzione di creare una sorta di marchio imolese, no? Dal cuore di Imola, si è letto sui giornali anche di recente, e so che vi ha anche contemplato. Ecco, che cosa vi ha chiesto? Ci ha chiesto la disponibilità di partecipare a questa iniziativa che cerca di valorizzare il territorio di Imola attraverso appunto l'attribuzione di un marchio a livello trasversale, quindi sulle catene, in tutto quello che può essere la distribuzione, per cercare di fare da traino per un territorio che esprime delle grandi eccellenze, per cui facendo partecipare quelle che sono le aziende che storicamente producono sul territorio di Imola e che intendono valorizzare il loro prodotto attraverso appunto la conoscenza maggiore di questo marchio. Noi abbiamo dato la disponibilità perché pensiamo possa essere una idea positiva per noi insieme al territorio, perché il territorio chiaramente contempla delle grandi eccellenze, è molto conosciuto per l'autodromo, ma non solo, ed è un traino, comunque può essere un traino per il prodotto, per cui noi vorremmo attraverso queste esperienze, questa per il territorio imolese, cercare di
far conoscere di più il nostro lavoro e al tempo stesso dare una mano per contribuire al fatto che Imola possa essere maggiormente valorizzata. Quindi avete già parlato con i vostri soci che hanno dato un parere in maggioranza positivo. Certo, certo, il nostro consiglio di amministrazione e i nostri soci. Certo. So che ci sono state anche dei gruppi della grande distribuzione già coinvolti in questo progetto che avrebbero dato un parere positivo per far arrivare sullo scaffale questi prodotti, ma comunque siamo ancora in fase iniziale, se ne parlerà il prossimo mese, no? Sì. Comunque, ripeto, l'idea è sicuramente positiva, è apprezzabile lo sforzo anche del Comune di Imola di muoversi in questa direzione e noi chiaramente la disponibilità la diamo perché creare dei circuiti virtuosi poi possono essere utili per tutti. In conclusione, Cristofori, in una cooperativa che diciamo si apre al territorio, dove ci sono fisicamente diciamo, un numero chiuso di imprese, perché la terra è quella, ecco. Come cresce Cofri? Noi cresciamo con quello che è stato fatto vedere anche prima, con l'innovazione tecnologica all'interno dei nostri magazzini, sviluppando le linee di selezione e di confezionamento, cresciamo efficientando il magazzino dal punto di vista della conservazione, cresciamo proponendo ai nostri produttori delle alternative per quello che riguarda il comparto frutticolo importanti, dalle nettarine piatte al kiwi giallo, al kiwi rosso, tutto quello che può essere un prodotto che in futuro può trovare un ottimo sbocco sul mercato. E cresciamo cercando di allacciarci sempre meglio a quello che è un mercato attraverso le esperienze appunto degli nostri uffici commerciali, di quelle che è la nostra esperienza di allacciamento all'industria tramite Conservitalia e cercando di sviluppare tutta la fase di contatto con le nostre aziende agricole attraverso i nostri tecnici che cercano sempre di aumentare anche il livello di tecnica e innovazione nelle campagne per i nostri soci. Grazie Cristoforo di essere stato con noi, speriamo che abbia suscitato il vostro interesse questa nostra puntata, vi diamo appuntamento al prossimo Restart.